Buonasera a tutti, benvenuti a questo giorno del ricordo, un incontro culturale che, come sapete, ogni anno noi facciamo in questa occasione. Proponiamo un approfondimento di solito di storia istriano-fiumano-dalmata come appunto omaggio a questa terra meravigliosa. Oggi abbiamo un incontro speciale e vi dico perché. Perché vogliamo dedicare questo incontro alla moglie di un nostro socio, Gabriele Carniel, alla signora Lia Faresic Carniel, con i migliori auguri del circolo. Che ti vedano Lia, perché brava! È nata a Lussino e ora abbiamo la fortuna di averla qui. Sì, daglielo senza il... Ecco qua. Questo è l'omaggio del circolo, sono talmente belli che quasi quasi girerei dall'altra parte, sì. Che così bellissimo. È così, non è solo per questo è della fioreria. Grazie. Ecco, no, siamo contenti di avervi qui, due donne speciali per questo giorno del ricordo. Allora vi presento la nostra ricercatrice in campo biomedico, insegnante delle facoltà di medicina e scienze presso l'Università di Trieste fino al 2003. Ecco, è Rita Kramer Giovannini. Si occupa a tempo pieno, appunto da quando è andata in pensione, dal 2003, della storia di Lussino, aiutata anche dai tanti documenti conservati dalla famiglia del marito, Giovannini, un tempo Ivancic, perché è la traduzione, no? Giusto. I risultati delle sue ricerche sono stati resi pubblici su libri e riviste con una serie di mostre a Trieste e a Lussino. 3 sono i libri pubblicati finora da Rita Kramer Giovannini. Nel 2015 i primi 50 anni di turismo a Lussino, che è questo libro. Poi Ricordi di un'epoca, che è questo, Lussino 1918-1945. E poi l'ultimo, o il penultimo, questo è l'ultimo? Il penultimo è quello, sì, è la cronologia dell'isola dei Lussini, poi direi tu meglio. E dopo c'è l'ultimo. Che è questo, aspetta. Questo? No. Ah, questo qui, sì. Questo lo dovrai dire tu perché io mi sono già inceppata sul titolo. Sì. Lo posso dire dopo? Sì, va bene, è una sorpresa. Questo qui è l'ultimo, okay. È stato presentato il 28 novembre scorso. Benissimo, grazie. E le è stata conferita la cittadinanza onoraria di Lussino nel 1922, quindi... Per le ricerche fatte sulla storia di Lussino eccetera. E la divulgazione, anzi il scorso settembre mi hanno dato anche un premio un premio dell'ente turistico in occasione della giornata mondiale del turismo, proprio per aver contribuito alla diffusione della storia di Lussino. E io sono molto molto fiera di essere cittadina onoraria di Lussino. Non sono neanche triestina, però sono lussiniana di adozione tramite il matrimonio con mio marito. Io Lussino l'ho conosciuta per la prima volta, l'ho vista nel 70. Dico solo questo, sono una neofita, però amore a prima vista. Ecco. Bene, buon lavoro. Grazie. Allora, voglio dire una cosa, un mio pensiero. Prima di cominciare a parlare di Lussino è anche il motivo per cui trovo giusto fare questa conversazione ora. Vicino al 10 febbraio è insolito non sentir parlare di foibe e di esodo. Bisogna parlare di queste cose perché la memoria va mantenuta. Perché se non si mantiene la memoria è come uccidere una seconda volta queste persone. Però bisogna farlo con una certa serenità e con tanta speranza nel futuro, speranza di appianare tutti gli scogli
che sembrano qualche volta insormontabili, e vivere d'amore e d'accordo tutti quanti, se possibile. Ora questa mia conversazione la possiamo vedere come un tributo a una gente che con la sua caparbietà, con la sua tenacia, la perseveranza, la laboriosità è riuscita a fare di Lussino un posto, un paese importante in Italia e nel mondo, parlo dei secoli scorsi, e questa gente che ora ha dovuto andare via, abbandonare la sua patria, continua con questa tenacia, con questa perseveranza a portare alto nel mondo il nome di Lussino e di Lussiniani. Pensiamo nel mondo, in tutti e vedete, ora sono un po' emozionata anche io, in tutti i continenti, in tutti i 5 continenti, in America lo vedremo, ci sono gli Skopinic con i loro cantieri, c'è stato il Mario Tarabocchia a disegnare barche che hanno conquistato la Coppa America. In Sudafrica ci sono i Juricic che sono diventati imprenditori, i massimi imprenditori del Sudafrica, e costruiscono specialmente ospedali, sono riconosciuti in tutta la loro nazione. In Australia c'è stato un altro, purtroppo non c'è più, Gino Knesic, che ha vinto una Sydney Hobart, che è una regata delle più insidiose, delle più terribili. In Canada c'è il mio amico Conrad Eisenbichler, che è un professore di Toronto, dell'Università di Toronto, che porta alto il gonfalone degli esuli istriani, fiumani e dalmati e degli giuliani del mondo. Ecco. Detto questo, incominciamo. Dovete scusarmi, io faccio la volontaria all'IRCI, ho contatti con tantissima gente, con tantissime persone che vengono da tutta Italia, e purtroppo mi è capitato troppo spesso di trovarmi davanti delle persone che, pur italiane, non hanno idea di dove si poteva collocare questa isola, questa piccola isola del Quarnero, Lussino. Ecco qua. E allora io comincio un pochettino dall'ampio. Qui vedete c'è Venezia, qui Trieste, questa è la penisola triangolare dell'Istria con Pola, qui c'è l'isola di Cherso e l'isola di Lussino. Eccola, vedete qui piccolina piccolina nel golfo del Quarnero, qui è fiume. L'isola di Lussino insieme a Cherso e le altre isole, scogli e isolotti vicini, va a costituire il cosiddetto arcipelago degli Apsirtidi. Perché? Queste sono... La leggenda tramandata dice che quando Giasone e Medea fuggivano col vello d'oro a bordo del largo, il fratello di Medea, Absirto, li inseguì fino ad arrivare all'Alto Adriatico. Qui però fu ucciso, non si sa se da Giasone o da Medea. Il suo corpo fu fatto a pezzi e buttato in mare. Da questi pezzi del corpo di Apsirto sono venute fuori queste isole, quindi l'arcipelago delle Apsirtidi. Un'altra cosa che voglio dire è questa. L'isola di Lussino e l'isola di Cherso non erano 2 isole una volta, erano un'unica isola. Un'unica isola che è stata divisa in 2 dai Romani. Perché? Perché da questa parte, tra Lussino e Cherso, potessero passare i loro navigli che, venendo da Spalato, da Salona,
la patria di Diocleziano, potevano arrivare a Pola, che era una città romana, o ancora dopo a Aquileia. Quindi è stata scavata questa canavella e ora si tratta di due isole che sono collegate tra di loro da un ponte girevole. Se andate a Lussino state attenti a non capitare a Ossero alle 9 di mattina, perché il ponte si apre e bisogna aspettare che si richiuda, e così lo stesso alle 5 di pomeriggio. Ecco qui c'è l'isola di Lussino, vedete qua Ossero. Il monte su Lussino è il monte Ossero, naturalmente. L'isola di Lussino si chiamava una volta Isola d'Ossero, difatti, solo successivamente ha avuto il nome di Lussino. L'isola è stretta e lunga e la sua caratteristica è di avere questa amplissima insenatura naturale che è lunga 6-7 chilometri praticamente, e questo offre un riparo naturale molto sicuro ai venti, al vento di Bora in particolare, ma anche agli altri eventi. Dovete pensare che in questo grandissimo golfo in due occasioni si sono ricoverate delle intere flotte. La prima si dice la flotta di Ottaviano Augusto, l'imperatore, e la valle. A Lussino le insenature, i golfi vengono chiamati valli, e voi qui siete in montagna, sapete che una valle è un'altra cosa. A Lussino sono dei golfi, delle insenature marine. Da quella volta, dai tempi di Ottaviano Augusto, questa valle è stata chiamata Valle d'Augusto. E in un'altra occasione un'intera flotta ha trovato ricovero qua e si è fermata lì per un pochettino più di un mese, ed è stato durante la seconda guerra di indipendenza. Nel 1859 tutta la flotta franco-sarda, cioè erano alleati francesi e non era ancora Regno d'Italia, dopo 2 anni sarebbe diventato Regno d'Italia, le loro navi si erano posizionate qui su indicazione di Napoleone III, che aveva detto andate lì, perché stavano ad aspettare la chiamata da Venezia, che poi non è venuta perché la guerra è finita. Comunque tutta la flotta franco-sarda era rifugiata in questa Valle d'Augusto. E come si può vedere, penso si vede abbastanza bene, tutti i mezzi di trasporto marittimo arrivano nella Valle d'Augusto, perché è evidente, quindi tutti le navi, i vaporetti, eccetera. Ecco, l'entrata nella Valle d'Augusto. Non voglio far piangere la signora per l'emozione. Ecco, questa è l'entrata della cosiddetta Bocca Vera, perché questa Valle d'Augusto dalla parte occidentale è bloccata, diciamo, è chiusa da un'isola che si chiama Coludars, che da una parte è ben separata dal resto dell'isola e possono entrare imbarcazioni grandi. Nel periodo tra le due guerre erano entrati lì dei transatlantici, non in Saturnia ma all'Oceania, e anche il presidente Wilson. E più in là c'è la Bocca Falsa, cioè un passaggio solo per barche molto piccole. Guardate qui, questo è il Lussin Piccolo. Questo è il Lussin Piccolo visto dall'altra parte. Questo è il Monte Ossero, fin qui è l'isola di Lussino e non si vede fotografata l'isola di Cherso, invece si vede l'isola di Unie, e questa è la Valle d'Augusto con tutto il paese non tutto, parte del paese di Lussin Piccolo, perché si svolge anche ben dietro al fotografo. Questa è Bocca Vera e qui dietro nascosta è Bocca Falsa, è un passaggio che ha un pescaggio di
1 metro, 1 metro e mezzo massimo. Questo invece è Lusingrande. Lusingrande, che è, dopo lo farò vedere, è comunque sempre dalla parte orientale dell'isola, è a 3 km di distanza da Lusinpiccolo ed è, vi devo dire, un paese meraviglioso, bellissimo, molto folcloristico. Io amo fare questa distinzione, per me, non so se è universale, la differenza tra Lusingrande e Lusinpiccolo è la stessa differenza che c'è tra Portofino e Rapallo. Cioè, Portofino ha una sua personalità e così Lusingrande, con queste viuzze, non passano le macchine dentro, viuzze arrampicate sul monte, così. Qui è Rovenska. Ecco. Qui si vede meglio l'entrata nella Valle d'Augusto. Qui vedete che c'è un altro punto in cui si può passare dal mare esterno all'isola alla Valle d'Augusto. Qui da questa parte siamo nel Quarnero e questa parte qui viene chiamata Quarnerolo. Questo si può passare perché molto più tardi dei Romani, nel 1935, i cittadini di Lusinpiccolo, guidati, spronati e aiutati dal proprietario del cantiere, del massimo cantiere di Lusinpiccolo, il cantiere Martinolic, scavarono questo istmo che c'era e formarono questo canale, questo per facilitare il passaggio, specialmente delle barche da pesca, dal porto al Quarnerolo, molto pescoso, altrimenti avrebbero dovuto fare tutto il giro dell'isola. Molti turisti, quando sono a Lussino, mi chiedono: ma mi puoi spiegare per quale motivo il paese che è il più grande si chiama Lusinpiccolo e il paese che è il più piccolo si chiama Lusingrande? E io devo fare tutta la tiritera, che ora la faccio, cerco di essere molto veloce, la faccio anche a voi. Allora, dovete pensare che quest'isola di Lussino non aveva neanche un nome, non era abitata, parlo di prima del 1200. Era molto selvaggia, era tutta pietrosa. Negli anni tra il 1240 e il 1280, a seguito della calata dei mongoli, molte popolazioni si buttarono sulla costa della Dalmazia e alcune di queste, alcune famiglie si spinsero oltre il mare e approdarono sulle varie isole. Per quanto riguarda Lussino, si dice che 13 famiglie, le prime, si stabilirono in questa zona qui, dove ora è Lusingrande, e altre si stabilirono in questa zona qui, dove ora è Lusinpiccolo, e diedero origine a questi due paeselli che non avevano un nome proprio, semplicemente queste persone, questi esuli, diciamo, ecco, anche quella volta erano degli esuli, che si trasferirono lì, parlavano croato, chiamavano i loro paesi Velo Zelo e Malo Zelo, che vuol dire grande paese e piccolo paese. Appena nel 1380 c'è una documentazione scritta, e quindi tutto quello che c'è prima è storia tramandata. La documentazione scritta è appena nel 1380, dove c'è un documento nel quale si assegna la proprietà di questa isola alla grande, quella volta era la grande città di Ossero. E questa isola in quel documento per la prima volta viene chiamata Lussino. Quindi
Successivamente le persone che avevano acquisito la facoltà di parlare anche nella lingua latina, italiana, veneta, ecco, quella volta veneta, chiamarono Lussin grande e Lussin piccolo. Perché chiamarono Lussin grande? Perché evidentemente quella volta era più grande questo paese qui, più a sud, e più piccolo l'altro. Comunque questi paesi negli anni, nei secoli, aumentarono di popolazione, di numero di case, eccetera, in maniera molto diversa. Non so per quale motivo, ma gli abitanti di Lussin Piccolo si vede che erano molto più emancipati. Comunque sentivano questa necessità di poter parlare la stessa lingua che si parlava a Ossero, perché a Ossero dopo tutto c'erano tutti gli uffici, c'erano i tribunali, eccetera. Se loro avevano qualche affare importante da discutere dovevano avere un interprete. E allora le famiglie più abbienti, più importanti, più lungimiranti, diciamolo come lo vogliamo, mandarono pian pianino i loro figli a studiare dove? A Venezia e a Padova. Ecco che pian pianino la cultura in queste isole è diventata una cultura veneta e poi italiana. E gli abitanti di Lussin Piccolo e di Lussin Grande, sì, c'erano delle vere e proprie dinastie di notai, i Botterini per esempio, e poi anche persone giovani che andavano a studiare a Venezia, andavano a studiare la nautica a Venezia e pian pianino divennero anche alti gradi della Marina Veneta. C'erano anche ammiragli che venivano da Lussin Grande. Quindi questo paese progredì molto di più del paese di Lussin Piccolo, perché a quell'epoca, sto parlando del 600-700, a Lussin Piccolo abitavano dei pastori, pescatori, vivevano di pesca, di pastorizia, tutt'al più avevano una piccola imbarcazione, facevano dei percorsi lungo le coste dell'isola o delle isole vicine. Pian pianino anche loro però incominciarono a fare qualche cosa di più, andarono fino a Venezia, commerciavano pesce sotto sale, commerciavano vino, producevano vino quella volta, portavano la legna per riscaldamento che prendevano a Cherso. E pian pianino incominciò anche a evolversi la popolazione di Lussin Piccolo. Col tempo ebbero delle barche, dei navigli più importanti, dei velieri che commissionavano in cantieri della Dalmazia, delle isole vicine, e arrivarono addirittura a oltrepassare le colonne d'Ercole. Ci sono notizie di arrivo di velieri da Lussin Piccolo a Londra, in Olanda, nell'Oriente, eccetera, eccetera. Allora, il tempo, sto facendo un balzo in avanti perché altrimenti parlo troppo della storia e poco dei cantieri. Arriviamo nell'epoca napoleonica. Epoca napoleonica cosa vuol dire? Vuol dire che la Repubblica di Venezia non c'è più. Quindi anche si arresta l'attività dei grandi naviganti della flotta veneta, quelli di Lussin Grande, ma si arresta un pochettino tutto, anche i commerci, tutto, ed ecco che c'è un grande esodo da Lussino. Vanno via, abbandonano l'isola, lì non c'è più niente da fare e vanno alla volta di Venezia.
alla volta di Trieste. Sto parlando dei Kosulic, sto parlando degli Ivancic. Ecco, gli Ivancic Antonio Celestino Ivancic, che aveva di suo una buona quantità di velieri, decide scusate, non Antonio Celestino, Antonio Luigi Ivancic, decide di trasferirsi a Venezia. In breve, lui a Venezia ha la flotta più importante di tutto l'Adriatico. Lui, la sua famiglia, diventa a un certo punto proprietaria di tutto il Canal Grande. Ancora adesso c'è la casa Ivancic, comprata nel 1812 da Antonio Luigi Ivancic, che si è trasferito da Lusin Piccolo, ed è a San Marco. Io conosco la discendente, che è la Irina Ivancic, che sta a Preganziol, e che è la proprietaria di questo palazzo, è la nipote dell'Adriana Ivancic. Voi sapete chi è l'Adriana Ivancic, era la musa ispiratrice di Hemingway. Sì, sto andando. Allora, dunque, finito questo periodo magro, diciamo, per Lusin Piccolo allora incomincia veramente uno sprint eccezionale. Questo sprint glielo danno 3 personaggi: un medico condotto, Bernardo Capponi, della dinastia dei Capponi, di Pier Capponi, quello delle trombe e delle campane, per intendersi, e i due sacerdoti di Lusin Piccolo, Giovanni e Stefano Vidulic. Stefano Vidulic si era laureato a Padova. Questo Bernardo Capponi intuì che l'avvenire di Lussino era sul mare, c'erano già i grandi capitani che però erano così imparaticci, bisognava inquadrarli per bene con una buona istruzione, ed ecco che venne istituita una scuola nautica. Da questo momento in poi i capitani di Lusin Piccolo divennero praticamente famosi in tutto il mondo, perché in tutto il mondo dove loro navigarono. Vi avevo detto che i primi paeselli erano nati qui, Lusin Grande qua, Lusin Piccolo, il paesello era da questa parte, proprio sulle rive del Quarnerolo, però pian pianino la gente si spostò e andò ad abitare, a costruire ovviamente sulle sponde della Valle d'Augusto. Ecco qua. Questa è una carta dei primi del Novecento, una carta austriaca abbinata a una guida Wörl dell'epoca, e su questa carta io ho indicato i vari cantieri nell'ordine in cui sorsero a Lusin Piccolo. Parlo solamente dei cantieri di Lusin Piccolo perché sull'isola di Lussino ci sono cantieri anche a Neresine, ma quelli sono venuti molto dopo. Quindi i cantieri più importanti, quelli che fecero la storia, sono i cantieri di Lusin Piccolo. Lusin Grande era in piena battuta di Bora, era escluso che si potessero fare dei cantieri. Vedete, la Bora qua soffia da qui, in questa posizione, ed è riparata dalla collina di Lusin Piccolo, quindi è evidente che tutti i cantieri sorsero in questa zona qua. Però quando sorsero questi cantieri? Avevo già detto che i velieri di questi naviganti lusignani venivano commissionati da altre parti, per esempio ecco, ho trovato delle lettere a Curzola addirittura.
A un certo punto, sempre i fratelli Vidulic ci mettono lo zampino e insistono con un proprietario di uno squero perché costruiscano per loro un veliero per la famiglia Vidulic. Nel 1824, quindi una cosa abbastanza recente, nel 1824 venne varato il primo Lusignano, il nome beneaugurale di primo Lusignano, qui in questo cantiere, il cantiere Katarinic. Il cantiere Katarinic rimase unico a Lussino per la costruzione delle navi per una quarantina d'anni, fino al 50 praticamente, un pochettino meno, fino al 50, quando nel 1850 un capomistro di questo cantiere decise di mettersi in proprio e andò e fondò un cantiere qui, il cantiere Martinolic. Questo si chiamava Marco Martinolic. E questo cantiere è quello che ha lavorato con alti e bassi, ma ininterrottamente fino al 1940, subito prima della guerra mondiale. Andiamo avanti. Ecco, questo è il cantiere Martinolic visto da terra, e con un veliero sullo scalo, uno in mare. Qui c'è una gabbia per le aragoste. In questo cantiere Martinolic fu varato nel 1875 un grande veliero, una nave, e al varo partecipò niente po' di meno che Francesco Giuseppe. Allora, questa è di nuova storia tramandata verbalmente, non so se sia vera o non vera, non sono riuscita a trovare niente di scritto e mi piacerebbe trovare qualcosa di scritto, ma si dice che, allora, è vero che Francesco Giuseppe nel 75 aveva voluto organizzare, lui che odiava il mare e le navi, aveva voluto organizzare una crociera lungo tutta la Dalmazia, perché dopo la battaglia di Lissa del 66 aveva osservato che gli entusiasmi si erano un pochettino placati, voleva risvegliare gli entusiasmi per gli Asburgo nel suo possedimento, diciamo. E si sapeva che avrebbe dovuto andare, recarsi a Ragusa per il varo di un grandissimo bastimento. Dicono, torno a dire, non so se è vero o è qualche cosa di inventato alla maniera lusignana, che sono simpaticissimi i lusignani quando creano le storie. Si dice che i lusignani, ma perché? No, Martinolic aveva sullo scalo una grande nave, ha detto allunghiamola un pochettino e facciamo vedere che questa è la nave più grande dell'impero e così dovrà avvenire, e così è stato. Allora ha dovuto, nel viaggio di ritorno, si è fermato, non tanto, alla sua maniera, 3 ore e mezza tutto al più a Lussino, però ha fatto tante cose a Lussino. Ecco, ovviamente, oltre a allungare la nave, hanno cambiato anche il nome, Imperatrice Elisabetta. Allora Francesco Giuseppe non poteva esimersi assolutamente dal fermarsi a Lussino, ed è stata l'unica volta che ne dicano le storielle, l'unica volta che lui ha messo piede a Lussino. Ecco, questo qui è il cantiere Martinolic, visto dal mare. Questa è la casa padronale dei padroni del cantiere, esiste tuttora questo edificio. Qui praticamente in questa zona ora c'è la stazione dei pompieri, la stanno facendo nuova, hanno appena messo non la prima pietra, ma ho visto che la sindaca ha messo sottoterra, invece che la pietra d'angolo ha messo un istintore, mi sembra bello, e invece da quest'altra parte inizia al giorno d'oggi il cantiere grande di Lussino.
Allora, qui vediamo un veliero sullo scalo, questa è la casa, e qui, guardate, c'è questa stele con un piccolo busto su. Questa fotografia è stata fatta dopo il 1876, perché sono sicura che dopo il 1876, perché Niccolò Martinolici, il proprietario quella volta del cantiere, per celebrare l'avvenuta presenza di Francesco Giuseppe nel suo cantiere, l'anno successivo, nel 76, fece erigere questa stele, un parallelepipedo molto alto, molto grosso, con scritto dappertutto, su tutti i 4 lati, e alla maniera lussiniana bisogna sparagnare un pochettino, perché è peccato spendere troppi soldi, il busto di Francesco Giuseppe è piccolo piccolo. Dopo vedremo che in definitiva è stato un bene non aver speso tanti soldi per quel busto, perché poi è sparito, ma lo vedremo dopo, questa sparizione. Ecco, allora quando nel 50 Marco Martinolic fonda questo cantiere, subito dopo incominciano a sorgere anche altri cantieri. Altri cantieri che però ebbero vita molto breve, molto spesso erano istituiti da naviganti che volevano le loro proprie navi. Certi ebbero più fortuna, certi meno fortuna, comunque sia sui siti di questi successivamente vennero fondati altri cantieri, li vedremo anche in epoca italiana, e lo vedremo successivamente. Quindi qui il cantiere successivo, poi ci fu la volta di questa zona qui che ora si chiama Prico, un certo Peranovic fondò qui il suo cantiere, dopo sulla scia dell'entusiasmo ne fondò una succursale anche qui, però questo chiuse presto, certo, perché è un pochettino riparato dalla Bora, ma non del tutto. Ecco, qui noi vediamo appunto il cantiere Peranovic, quello di Prico. Questa qui, sì, questa dovete sapere che è ancora esistente questa casa, ed è stata comprata a suo tempo da un presidente della vostra regione, da Galan. E credo che sia tuttora suo, perché è sempre chiusa, ma questi sono gossip, lasciamoli stare. Ecco. Come? Si è nascosto là dentro, si vede. Sarebbe un peccato. Peccato. No, probabilmente sarà della famiglia, non so. Bene, qui questo veliero lo vedete che è ribaltato? Ma perché? Perché lo stavano calafatando. Cioè stavano velieri di legno, stavano mettendo della stoppa e della pece tra le fessure, e allora facevano così, li inclinavano o legandoli oppure mettendoli con le ancore, così prima da una parte e dopo dall'altra. Ecco questo, poi 5, 6, scusate che non perdo il... Allora, sì, devo dire un'altra cosa che è importante, perché nel 1853 scoppiò la guerra di Crimea. Guerra di Crimea che vide contro i russi volevano entrare nel Mar Rosso e poi nel Mediterraneo, e allora ci fu una coalizione tra inglesi, francesi, Regno di Sicilia e anche i turchi, tutti quanti insieme contro i russi. Gli inglesi e i francesi, lontani dalla loro patria, per avere rifornimenti, vettovaglie, eccetera, non potevano neanche lontanamente pensare di fare tutto il giro del Mediterraneo, eccetera. E allora noleggiavano velieri, e
abitanti di Lussinpiccolo avevano i loro velieri e insomma fu un'epoca dopo la quale gli abitanti di Lussinpiccolo conobbero una ricchezza enorme. Ci furono famiglie che si arricchirono in una maniera incredibile. Però durò poco perché nel 1958 avvenne un fatto che si poteva immaginare: tutti costruivano velieri in tutto il mondo, tutti costruivano barche e ci fu una saturazione delle flotte mercantili, nessuno voleva più costruire niente, quindi fu un periodo di disastro per quanto riguarda i cantieri. La maggior parte dei cantieri chiusero, addirittura il cantiere Martinolic, che vi ho detto all'inizio non chiuse mai fino al 40, Niccolò Martinolic era lì e lì, era pronto con la valigia per immigrare, per andare in America, e all'ultimo momento si trattenne a Lussino. Nel 61 già la crisi era passata e ci fu la ripresa, di nuovo un periodo di alta fortuna, quindi pian pianino riaprirono i vari cantieri e addirittura venne aperto un cantiere qui a Cigale. Guardate, qui è la valle di Cigale. Vi ho detto, questa è una mappa dei primi del Novecento. Quando venne aperto il cantiere non c'erano tutti questi alberghi, c'era solamente il cantiere in una posizione molto molto riparata. La bora lì non soffia, tutt'al più se c'è scirocco o quello che loro chiamano yugo, qui è terribile, quello sì, ma è molto riparato, tant'è che quando siamo a Lussino non possiamo andare in barca per fare un bel bagno d'estate, e così dove si va? Si va con la macchina, si va a piedi a Cigale e lì è un paradiso. Va bene, allora, questo durò, questo periodo d'oro dei cantieri lussiniani durò fino al 1878 e lì ci fu veramente la sciagura più grande, l'avvento della navigazione a vapore. I lussiniani erano per la barca a vela, per le vele. In quell'occasione gli abitanti di Lussino non hanno dimostrato la loro solita lungimiranza. Dicevano la navigazione è della vela. Cosa sono queste diavolerie del motore? No. Là dove nel resto del mondo tutti quanti comperavano azioni, che ora è? Siamo? Sì. Comperavano azioni di navigazione a vapore, eccetera, i lussiniani si erano intestarditi, solamente alcuni erano stati più lungimiranti, ma magari come certi Ivanci di cui ho le lettere, dicevano sì, ma oramai abbiamo messo questo diavolo di barca in cantiere, proprio qui al cantiere di Cigale, e se non avessimo investito tutti questi soldi per questa barca avremmo potuto comprare azioni, eccetera. E quello fu veramente una grande mazzata per i cantieri. Anche perché i lussiniani fecero richiesta al governo, nell'80 fecero richiesta di una sovvenzione e il governo sì diede la sovvenzione, ma quando? Nel 93, dopo 13 anni. In quei 13 anni i vari capomestri, le varie maestranze, i proprietari dei cantieri, i naviganti erano andati via da Lussino. Veramente Lussino è l'isola dell'esodo. Perché? Perché è un'isola, è difficile, cioè o si hanno le possibilità di vivere lì in quel punto o bisogna andare altrove. Ed è l'epoca in cui moltissime famiglie lussiniane si sono trasferite, chi a Trieste, chi a Venezia, chi a Fiume, eccetera, eccetera. Quando avvenne
quando il governo diede questa sovvenzione nel 93 i cantieri non c'erano più. C'era il cantiere Martinolic, quello sì, imperterrito, e c'era un nuovo cantiere, una persona di Lussino che aveva avuto il coraggio in quel periodo di aprire un cantiere. Quale cantiere? Il cantiere di Ottavio Piccini. E lo aprì qui. Era una zona che era stata tanto tempo prima un cantiere, e vedete qui Velopin Werfte, cantiere di Velopin, era il cantiere di Ottavio Piccini, Piccinic quella volta. Ecco, è una bruttissima fotografia, però fa vedere bene la localizzazione del cantiere. Per dire, qui c'è la strada pedonale che porta direttamente a Cigale, e la localizzazione del cantiere rispetto al paese, è vicinissimo al paese. Questa imbarcazione qui, questa è una fotografia del 1889, anno in cui fu varato questo bark Istro della famiglia Hrelic. Di questo bark, la signora che legge il giornale di Lussino avrà visto un articolo fatto proprio sul naufragio di questa imbarcazione nel 1899 o 1900, non mi ricordo, su un'isola piccola, Amrum, del Mare del Nord. Questa imbarcazione che portava dall'Olanda bottiglie di gin praticamente, e che questa ha fatto un naufragio, il carico si è rovesciato, queste bottiglie di gin sono andate sotto la sabbia, e ancora al giorno d'oggi ogni tanto salta fuori una bottiglia di quelle lì lunghe, tipo Jägermeister, come si chiama? Quelle di coccio, lunghe e strette. Ecco. Il cantiere Piccini, oltre a fabbricare imbarcazioni mercantili, fabbricava anche imbarcazioni più piccole, come questo, che fu ordinato loro dal nuovo appena fondato Yacht Club Adriaco di Trieste. Questa è stata la prima imbarcazione sociale, l'Adriaco appunto, che è stata costruita a Lussino nel 1903, quindi prima della guerra. Allora, a un certo punto scoppia la prima guerra mondiale, tutto si ferma, rallenta ma si ferma. Comunque fino a quella volta i cantieri di Lussin Piccoli, i cantieri lussiniani, avevano prodotto 366 velieri e 71 unità di altro genere, che potevano essere anche piroscafi. La prima imbarcazione di ferro, di metallo, perché erano sempre di legno ovviamente, la prima fu costruita ovviamente nel cantiere Martinolic nel 1886 e fu il bark Gange, che dopo pochissimo tempo, un anno mi sembra, è andato a naufragare davanti a Melbourne. Però nessuno morì. Purtroppo la moglie del comandante che era a bordo e che quella volta si salvò e si buttò dalla nave nelle acque di Melbourne, ed era già incinta, purtroppo questa e anche la bambina morì successivamente nel naufragio del Baron Gauss. Sì. Questo non era previsto di dirlo perché è triste. Vabbè.
Dopo il 18, ah sì, no, stavo dicendo, il primo piroscafo venne invece prodotto, era piccolissimo, figuratevi, 71 tonnellate, era veramente un mignon. Comunque il primo piroscafo dell'isola di Lussino, il Flink, che fu acquistato da Carlo Martinolli, quelli non era della stessa famiglia dei Martinolici. Martinolici è un cognome molto molto comune a Lussino. Bon, dopo il 18, allora continuò a funzionare il cantiere Martinolic, questo qui, che intanto nel frattempo si era molto allargato, e naturalmente anche il cantiere Piccini. E sorsero anche altri due cantieri, ma vediamo le cose con calma. Il cantiere, sì, vediamo cosa ho preparato qua. Ecco, questo è il cantiere Martinolic, perché la famiglia nel periodo italiano dovette cambiare il cognome e si chiamarono Martinoli, mentre il cantiere rimase sempre Martinolic. Ah, ecco, guardate, questa è una fotografia del 1928, e qui guardate è la stele senza il busto, è evidente, erano arrivati gli italiani e Francesco Giuseppe è andato in mare. Da notare che questa stele è rimasta fino alla fine della seconda guerra mondiale. Sono arrivati i titini e la stele è andata in mare, anche lei. Quindi sono documentazioni importantissime queste. Io sono molto felice quando riesco, ingrandendo, perché magari con la fotografia lì non si osserva, ma quando si tira su con lo scanner e si ingrandisce si vedono le meraviglie. Questa qui è una bellissima barca che voi conoscete già. E questa è un'altra che la vedrete è in metallo, anche questa è in metallo. Questa ve lo dico subito, la locandina, non l'ho vista la locandina che hai preparato, c'è fuori. Ecco, c'è questa veliero, il varo di questo veliero, questa è l'Illiria, costruita per un americano. E questo invece è sono appena state montate le lamiere, è uno yacht che ha fatto epoca ed è il ho detto prima, questo non me lo sono scritto, dopo mi verrà in mente, lo vedrete in un filmato e quella volta mi sarà venuto in mente il nome. Andiamo avanti. Ecco, questo invece è nel 21 il varo della Lodoletta, un piroscafo. E qui sempre il cantiere Martinolic, questa è la casa padronale, qui sono le altre case, lo scivolo. È sempre di proprietà della stessa famiglia, Granelli, poi Mentasti. Ezio Granelli, il committente, era il patron della San Pellegrino. E questa barca è tuttora viva e vegeta. Qua la vediamo nel 95 al porticciolo Duca degli Abruzzi di Genova, tutta parata festa. A bordo c'è il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, ci sono le 3 figlie di Marconi, e da questa barca venne nel 1995 il Presidente della Repubblica pigiò il pulsante e fece accendere le luci sulle vele dell'Opera House di Sydney, come 65 anni prima era successo dallo yacht Elettra, però sul municipio di Sydney. Nel 95 erano i 100 anni dell'invenzione della radio, e questo è il Croce del Sud ora.
è una meraviglia, e anche questo, tutte le regate d'epoca c'è lì per Belvedere. Ho finito. Grazie. Rita, complimenti, molto bello. Grazie, molto bello. Io mi sono divertita, mi è piaciuto molto, grazie. Sono contenta, veramente. Anche io, perché quando parlo mi diverto, questo è il guaio, e parlo sempre troppo. No, va bene. Ecco, io volevo dirvi che il prossimo 13 marzo, quindi qui alle 17:30, il professor Antonio Trampus di Ca' Foscari verrà a farci una conferenza in tema di anno casanoviano, che sapete appena concluso. Dovevo portarlo. Ecco, Giacomo Casanova e il mito dell'avventuriero, i misteri e le scoperte. Bene, vi aspettiamo. Sì, ecco, tenga presente che fra 3 minuti noi dobbiamo uscire perché sono... anni fa a Lusinga, ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che a inizio del Novecento i capitani di lungo corso, i capitani di Lussin Piccolo, avevano fondato una società per rimboschire, per piantare quella notorissima vegetazione che ancora adesso sussiste, perché hai fatto vedere le foto dell'inizio del Novecento era Brulla, ma adesso il monte dietro Lussino è completamente impiantumato. Sì, è una storia... Allora, qui c'è scritto tutto perché quello è abbinato alla nascita del turismo. Nel 1886 sono stati piantati i primi alberetti e su quel librone grosso, il mio, ci sono le fotografie del 1892 dove si vede una Lussino Brulla, ma questo è Lussino, ecco. E quegli alberi sono stati piantati proprio per abbellire l'isola, per farla sempre più turistica e effettivamente, e poi si sono espansi da soli anche. Ecco. Grazie a tutti e alla prossima.